riceviamo una chiamata, sempre dalla stessa persona, che ci dice che un loro collega era passato davanti e aveva visto la bandiera palestinese esposta e che per loro era un problema perché aveva una delegazione israeliana come ospite. E per noi non è un problema. Prenotazione disdetta perché nella vetrina del suo ristorante c'è esposta la bandiera palestinese. A raccontare l'episodio con un video sui social è uno dei titolari dell'osteria Fuori Porta nel quartiere Arcella di Padova. La scorsa settimana aveva ricevuto una prenotazione per un tavolo da 6 a pranzo. Poi tutto era stato disdetto perché nel gruppo c'era una delegazione israeliana e la bandiera palestinese esposta in vetrina per loro era un problema. Il titolare dell'osteria spiega così la decisione. Per loro, dice, non è un problema prendere una posizione chiara. Non è un problema posizionarci, non è stato un problema decidere tutti insieme di appendere le bandiere, non è stato un problema decidere tutti insieme di fare sciopero l'anno scorso, partecipare alle manifestazioni che sono state all'Interporto e a Padova, eccetera. Quindi per noi non è assolutamente un problema. Se per qualcuno è un problema il fatto che noi sosteniamo un popolo vittima di genocidio, con migliaia di bambini massacrati, migliaia di civili inermi massacrati, non venite a mangiare qua. Dopo la pubblicazione del video, però, sono arrivati più di 9.000 commenti ai titolari dell'osteria di Fuori Porta. E gli utenti si dividono. In molti sostengono la scelta del ristorante di esporre la bandiera del popolo palestinese. Fate bene, verremo presto. Ma c'è anche chi esprime contrarietà e considera la scelta non adatta ad un locale. Nessun commento della comunità ebraica padovana.